Parla tifoso napoletano. Siamo tornati con notizie entusiasmanti dal nostro club preferito. Prima di immergerci in questo entusiasmante aggiornamento, non dimenticare di mostrare il tuo sostegno mettendo mi piace a questo video e iscrivendoti al nostro canale, per non perdere nessuna delle ultime notizie del Napoli. Oggi vi presentiamo notizie speciali direttamente dal mondo dei social media. Victor Osimhen, il nostro talentuoso attaccante, è stato ospite su Twitch e ha condiviso le sue opinioni su diversi argomenti interessanti. Innanzitutto, alla domanda sul pallone d'oro e sulla disputa tra Messi e Haaland, Osimhen ha scelto di rimanere neutrale, sottolineando che entrambi meritano questo prestigioso premio. Ha espresso la sua felicità di far parte del Napoli e ha sottolineato l'emozione unica di segnare gol allo stadio Diego Maradona. Sentire il sostegno dei tifosi anche durante la battaglia contro il Covid lo ha commosso profondamente, soprattutto su quel gol contro l'Atalanta. A proposito di Bonifacio, un giovane talento che ha attirato l'attenzione, Osimhen ha già visto i suoi video e crede di avere un futuro brillante davanti a sé. Parlavano anche quando erano in rosa, dimostrando lo spirito di squadra tra i giocatori. L'attaccante ha anche condiviso il suo gol preferito, realizzato contro la Roma l'anno scorso, sia in trasferta che in casa. Questi momenti magici sul campo sono ciò che definisce davvero la carriera di un giocatore. Infine, Osimhen ha elogiato Messi e Ronaldo, riconoscendo l'incredibile contributo che hanno dato al calcio negli ultimi 20 anni. E c'è anche una foto con queste due leggende dello sport. Per quanto riguarda la Saudi Professional League, ritiene che stia guadagnando forza e attraendo grandi talenti. E quando gli è stato chiesto se preferirebbe giocare in Arabia Saudita o in MLS alle stesse condizioni, ha scelto MLS. Ascoltare direttamente Victor Osimhen è sempre commovente e le sue parole riflettono il suo impegno per il Napoli e la passione per questo sport. Ha sottolineato il sostegno dei tifosi e l'importanza di segnare gol nel nostro iconico stadio. Ora vogliamo sapere la tua opinione. Quale gol di Osimhen hai apprezzato di più? E cosa pensi del brillante futuro di Bonifacio? Condividi le tue idee nei commenti qui sotto. E, naturalmente, non dimenticare di mettere mi piace al video e di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità dal Napoli. Forza Napoli sempre!